Per far fronte all'aumento di richieste di tamponi in vista dell'entrata in vigore del Green Pass obbligatorio per i lavoratori, l'ULSS 2, così come le altre aziende sanitarie del Veneto, si sta riorganizzando per aumentare il numero di test che i Covid Point sono in grado di eseguire normalmente, dagli attuali 5.100 al giorno che si riescono a eseguire a 11.000. Si tratterebbe, spiega il direttore generale Francesco Benazzi, di incrementare dunque di ulteriori 6.000 tamponi che andrebbero ad aggiungersi ai 2.900 che eseguono giornalmente le farmacie. Quanti di questi 6.000 saranno a pagamento lo stabilirà la Regione con criteri che saranno concordati lunedì e che varranno per tutte le ULSS venete. Una risposta ai timori manifestati dallo stesso presidente Luca Zaia, l'impossibilità di sottoporsi ai tamponi per i lavoratori che hanno scelto di non vaccinarsi scatenerebbe il caos. Va quindi trovata in tempi rapidissimi una soluzione. Sul fronte delle terze dosi ad oggi sono 3.846 quelle somministrate, relativamente poche secondo l'ULSS 2. Ci si augura che ora il via libera del Ministero alla somministrazione agli over 60 sproni tutte le categorie, a cominciare dai fragili, a sottoporsi al nuovo ciclo di immunizzazione che coinvolgerà, per quanto riguarda gli over 80, anche i medici di famiglia che dal 2 novembre saranno chiamati a somministrare nella medesima seduta la terza dose anti-Covid e il vaccino antinfluenzale.